Per il momento è solo una bozza di decreto legge, ma ha già scatenato la reazione dei medici di medicina generale che la bocciano senza appello. Un provvedimento, quello del ministro della Salute Orazio Schillaci, dicono che non è stato discusso con le categorie, inattuabile e pericoloso per i pazienti. Un decreto che dovrebbe far funzionare le cosiddette case di comunità, che ad esempio a Treviso sono 17. La prima contestazione è il cosiddetto doppio canale, prevede che i medici destinati alle case di comunità diventino dipendenti pubblici. Questo decreto non tutela il cittadino. Più di 1 milione di cittadini rimarranno senza la figura di riferimento che è il medico di medicina generale, col quale instaurano un rapporto fiduciario e che li conosce. Diventerà un rapporto spersonalizzato, frammentario, diventerà un po' il supermercato della salute, dove non ci sarà più un rapporto come è sempre stato col medico di fiducia. Una riforma che solo a Treviso riguarda oltre 300 medici, dice il sindacato, mette in discussione il rapporto di fiducia con il paziente, penalizzando un'intera generazione di sanitari, quelli che non hanno potuto ottenere la specializzazione in medicina generale richiesta dal decreto e che quindi saranno esclusi dai benefici. Ma penalizzati sarebbero anche i giovani professionisti, molti potrebbero preferire la specialità. Questo potrà comportare anche un aumento di accessi sicuramente al pronto soccorso. Inoltre questo arriva anche a discapito dei nostri giovani colleghi. I nostri giovani colleghi sono molto importanti in questo momento perché sapete tutti quanti che il numero dei medici è diminuito, il numero dei medici che vogliono accedere a questo lavoro è diminuito. I giovani colleghi si troveranno di fronte a una scelta, molti abbandoneranno questa professione, quindi c'era un alto rischio di abbandono. Dai medici la richiesta dunque di aprire subito una trattativa sindacale. Questo progetto di riforma è arrivata senza una trattazione, senza una condivisione con le organizzazioni sindacali. E quindi la nostra richiesta è quella di chiedere un intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per sospendere questo progetto, questo decreto in primis, e per poter avviare le trattative. I tempi sono stretti, il testo finale dovrebbe essere inviato alle regioni, quindi nuovo incontro tra 10 giorni, approvazione del Consiglio dei Ministri e entrata in vigore entro maggio.